Buonasera, buonasera. Come ben sapete, Sentieri in Natura da sempre, la nostra trasmissione da sempre si occupa della montagna friulana. Bene, questa sera vogliamo fare un'eccezione e parlarvi degli Appennini, in particolare delle zone che sono state colpite dal forte terremoto della scorsa estate. Come certamente ricorderete, quelle zone dell'Appennino sono state colpite dal terremoto di agosto del 2016 e con forti scosse che poi sono andate a ripetersi anche nell'autunno e nel gennaio di quest'anno. Le città più colpite sono state Amatrice e successivamente anche nel Maceratese, Visso, Castel Sant'Angelo sul Nera, come anche Norcia. Certo, si tratta di zone a forte vocazione turistica che hanno subito gravissimi danni dal punto di vista del patrimonio architettonico, patrimonio artistico e anche del patrimonio naturale. E allora in molti, il CAI in testa, si sono prodigati per fare in modo che venissero al più presto ripristinate le condizioni, in modo che la gente potesse tornare un po' come è successo nel nostro Friuli, potesse ritornare in questi luoghi, ritornare a poter visitare le bellezze di questi posti per evitare lo spopolamento e l'abbandono di queste zone. Ecco, anche noi oggi vogliamo dare un nostro piccolissimo contributo a tutto questo. Per una serata tralasciamo le montagne del nostro Friuli per farvi vedere alcune immagini di questi luoghi dell'Appennino così centrale che negli scorsi anni con Ivo abbiamo frequentato parecchie volte. Venendo nel merito, nel dettaglio della nostra puntata di questa sera, degli Appennini certamente avete sentito parlare, la spina dorsale della nostra penisola, una lunghissima catena montuosa che dalla Liguria scende giù fino alla Basilicata, fino alla Calabria, toccando praticamente quasi tutte le regioni dell'Italia centrale e meridionale. Sono montagne estremamente diversificate, molto belle, e direi anche abbastanza diverse dalle nostre Alpi, anche se hanno diversi punti in comune. Allora, per aiutarci a comprendere meglio la natura e l'origine di questi luoghi, di queste montagne, abbiamo chiesto aiuto a Giuseppe Muscio, direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, che ci darà una mano nel raccontarvi appunto l'origine e la natura di questi luoghi. Può senz'altro partire il primo contributo filmato. La forma stivale della penisola italiana non è una cosa casuale, è il frutto di una lunga evoluzione geologica che è legata sostanzialmente agli ultimi decine di milioni di anni, quando nascono le nostre catene montuose, le Alpi e gli Appennini. Diciamo che alla fine del Mesozoico, cioè circa 70-80 milioni di anni fa, incominciano a scontrarsi fra di loro le due grandi placche, europea ed africana. All'interno sono prese tutta una serie di placche più piccole, fra le quali la placca Adria, ma anche altre placche, che vengono coinvolte, compresse e portate a muoversi in maniera estremamente complicata, in una sorta di puzzle con vari elementi che vanno a coincidere fra di loro. Le prime catene a sorgere sono quelle più prettamente alpine, che incominciano ad emergere già alla fine del Cretacico, ma che con varie fasi sono prevalentemente oligoceniche e mioceniche, ma anche attuali, come testimonia l'attività che caratterizza la catena alpina. Ma in generale ciò che caratterizza la catena alpina è il fatto di avere rocce piuttosto antiche, in gran parte sono mesozoiche nel nostro territorio, ma anche in altri settori alpini, addirittura paleozoiche. Diverso è l'origine della catena appenninica, che è conseguenza dello stesso fatto, ma in realtà leggermente posteriore e leggermente più complicata da una serie di altri movimenti che hanno portato diversi pezzi di placche ad unirsi fra di loro. Ecco, la dorsale appenninica, come dicevamo, è formata da una lunga sequenza di cime, di vette che percorrono un po' tutta l'Italia e culminano con il Gran Sasso a 2900 metri di quota. Le zone di maggiore interesse sono state fortunatamente già da tempo incluse in parchi o in aree protette. Cito insomma, i maggiori, quelli più importanti. Abbiamo, partendo da nord a sud, il parco dell'Appennino tosco-emiliano con i suoi lunghi crinali e i suoi laghetti di origine glaciale. Abbiamo il parco delle foreste casentinesi, no? Con le sue foreste vetuste e gli eremi.
Poi andando più giù incontriamo i Monti Sibillini, anche lì altra zona protetta, che culminano con il Monte Vettore e sono sopra la famosa piana di Castelluccio. E a poca distanza, poco più a sud, troviamo il Parco dei Monti della Laga, che vedremo poi nel dettaglio tra poco, nella seconda parte, Monti della Laga e Gran Sasso. Per poi continuare con il Parco d'Abruzzo, celebre anche per le sue particolarità faunistiche, perché vi si conta l'orso marsicano, oltre che il lupo e il camoscio appenninico che si sta ripopolando nell'area. Poi andando ancora più giù abbiamo anche il parco tra Calabria e Basilicata, il Parco del Pollino. Anche lì celebri sono le figure del Pino Loricato in mezzo a queste grandissime praterie e grandissime faggete. Ora andiamo ad ascoltare il secondo contributo di Giuseppe Muscio, che ci racconta ancora qualcosa sugli Appennini. Dunque è alla metà circa del Cenozoico che abbiamo i primi sollevamenti significativi nell'area appenninica, i primi cenni di questa nascita, ma in realtà ciò che ci colpisce è che questi sollevamenti sono legati più che alle semplici compressioni fra, usiamo termini molto generici, ma diciamo fra Africa ed Europa, anche a spostamenti di rotazione di questi piccolissimi frammenti di crosta. Un esempio che è abbastanza interessante è il fatto che Sardegna e Corsica, che noi vediamo come adesso vicini alla penisola italiana, in realtà partono circa 30 milioni di anni fa, 25 milioni di anni fa, da quelle che sono le attuali coste della Spagna e lentamente con un movimento antiorario arrivano alla posizione attuale. Anche la Sicilia è formata da più pezzi composti fra di loro, la Calabria in maniera analoga, ma l'elemento più caratterizzante è che la nascita di questo primo nucleo di Appennino è collegata poi a un riempimento di un vasto bacino marino, bacino oceanico di fatto, che avviene durante il Miocene, cioè circa 6-7 milioni di anni fa. Questi grandissimi depositi caotici di materiali fini sono quelli che formano la grande formazione del Miocene e dell'Appennino, che è caratteristica. Tutti noi quando attraversiamo l'autostrada la vediamo, nella regione fra l'Emilia Romagna e la Toscana ci sono tutti questi strati di arenarie e sono null'altro che il riempimento di questo bacino marino, che poi si solleva anch'esso, e solo negli ultimi milioni di anni l'Appennino raggiunge la forma attuale. Quindi è una catena montuosa un po' più recente rispetto alle Alpi, con delle caratteristiche particolari. Le sue parti più settentrionali, quelle più avanzate, non sono visibili ma sono coperte dalla pianura padana. Per esempio gli ultimi tratti di Appennino in realtà sono sotto Ferrara, per dare un'idea, così come l'Appennino, essendo più recente, essendo anche più attivo in un certo senso, è luogo di importanti fenomeni sismici, ma anche il luogo delle ultime attività vulcaniche che caratterizzano di fatto tutto il Mediterraneo, che sono concentrate fra Campania, Sicilia e il Mar Tirreno, dove vi sono degli enormi vulcani sottomarini che hanno dimensioni addirittura superiori a quelle dell'Etna, che noi vediamo sorgere come simbolo della Sicilia. Ecco, dalle immagini che avete potuto apprezzare durante l'intervento di Giuseppe, avete potuto vedere alcuni dei luoghi più belli, più interessanti del nostro Appennino centrale. Di questa zona ci ha sempre meravigliato l'uso di nomi particolari per indicare le montagne. Non so, ricordo il Monte Camicia, il Monte Brancastello nella zona del Gran Sasso, o addirittura il Monte Mare, pensate, nel parco d'Abruzzo, proprio il paradosso totale, possiamo definirlo. Ecco, sono zone di grande bellezza, dove appunto anche i nomi dei luoghi cambiano da regione a regione. Allora la cima diventa Poggio o anche Serra, ad esempio, e lo stavolo, la casera, diventa Stazzo nell'uso, nel parlato comune. In merito comunque al paesaggio, alle forme dell'Appennino, sentiamo l'ultimo intervento di Giuseppe. È ovvio che la storia geologica di un territorio così complesso
abbia un riflesso anche nella forma attuale dell'Appennino, che lo vediamo spesso piuttosto morbido nelle sue morfologie. Questo è perché moltissime sono le rocce altamente erodibili, diciamo prima delle arenarie, che lo caratterizzano. Man mano che arriviamo verso la parte più centrale però della catena, affiorano blocchi di rocce prevalentemente carbonati, che sono in gran parte cretaciche ma anche più antiche, diciamo in generale sono rocce mesozoiche, che ovviamente col centro del Gran Sasso della Maiella, ma poi Monti Simburini fino alla Laga, eccetera eccetera, sono catene montose carbonatiche, quindi hanno una forma che ricorda un po' più le nostre Alpi. Il punto, diciamo, di massima convergenza fra il territorio alpino e il territorio appenninico potrebbe essere quello delle Dolomiti Lucane. Sono rocce dolomitiche del Triassico fortemente modellate, che sono abbastanza simili in fondo alle nostre Dolomiti Friulane o quelle venete. Ecco, questo era il contributo di Giuseppe Muscio, direttore del Museo di Storia Naturale di Udine, geologo, che ci ha spiegato con parole semplici quella che è stata l'origine degli Appennini rispetto alle nostre Alpi. Prima tra i nomi particolari Sandra mi suggeriva anche la Serra Dolcedorme, pensate, nel gruppo del Monte Polino è la cima più alta del gruppo, Serra Dolcedorme, un nome davvero particolare. Nella sequenza di immagini avete potuto apprezzare anche diverse riprese girate nel Parco dei Monti della Laga, che saranno oggetto proprio della seconda parte della nostra trasmissione. Un attimo di pubblicità e torniamo subito. Eccoci allora di nuovo in studio con Sentieri in Natura per questa puntata particolarissima dedicata non alle montagne friulane ma a un gruppo di monti dell'Appennino, all'Appennino in generale, ma un gruppo particolare che è la catena dei Monti della Laga, che occuperà tutta praticamente la seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo visitato i Monti della Laga nel giugno del 2014, dove abbiamo girato le riprese che poi montate appunto staremo per vedere. Si tratta di una catena montuosa che si sviluppa da nord a sud e culmina con il Monte Gorzano a 2458 metri di quota. Ai piedi di questa catena, di questo gruppo montuoso, la cittadina di Amatrice, patria della famosa pasta e celebre anche perché è stata distrutta dal terremoto. E quindi adesso andiamo a vedere un po' il documentario che ci illustra questi splendidi luoghi dei Monti della Laga. Prego la regia di lanciarlo. Chi ha avuto il piacere di percorrere i diversi settori dell'Appennino sa che ogni gruppo montuoso manifesta caratteristiche differenti. A volte è la geologia a prendere il sopravvento, altre volte sono le lunghe creste a stupire per la straordinaria flora che trasforma i crinali in giardini d'alta quota. Su alcune delle vette più elevate dell'Italia centrale, l'incontro con il camoscio appenninico fa ben sperare sul futuro di questa e di altre specie protette. La storia, poi, regala sempre emozioni particolari, che hanno inizio nei paesi di fondovalle e terminano su valichi e vette dai nomi suggestivi.
Chi visita la catena degli Appennini incontra alcuni dei luoghi di maggiore interesse naturalistico della nostra Italia peninsulare. Molti di questi sono oggi fortunatamente inseriti all'interno di parchi dove si conserva e si tutela il paesaggio. Dalle selve casentinesi fino al massiccio del Pollino, foreste secolari e paesaggi rupestri, assieme a eremi e borghi medievali, ci tramandano una storia che ha radici antichissime. Sono montagne spesso dolci e ondulate, a volte aspre, dove non sarà difficile trovare i segni del millenario rapporto tra l'uomo e la montagna. Oggi il nostro obiettivo si ferma sui Monti della Laga, un lungo crinale verde che si trova proprio al centro d'Italia e corre per più di 20 km in direzione nord-sud, a cavallo tra Marche, Lazio e Abruzzo. La via Salaria e il corso del fiume Tronto lo dividono dai più settentrionali Sibillini. A sud invece è il lago di Campotosto a separarlo dal massiccio del Gran Sasso. Si tratta di montagne che hanno una natura geologica diversa da quella dei gruppi montuosi più elevati dell'Appennino centrale. Sono formate infatti da strati alternati di arenarie e marne, rocce erodibili ma impermeabili, che danno vita a un paesaggio ricco di acque superficiali. Si vengono così a creare profonde incisioni che prendono il nome di fossi, termine che sta a indicare i classici impluvi. I versanti sono modellati in gradini che favoriscono la formazione di cascate e salti d'acqua. Avremo modo di verificarlo raggiungendo la base della cascata delle Scalette. Punto privilegiato della dorsale è il Monte Gorzano, che con i suoi 2548 metri di quota è la vetta più elevata della catena.
La salita al Monte Gorzano si propone come un compendio degli ambienti naturali del parco. Boschi, cascate, pascoli e gradini rocciosi si succedono fino in vetta, dove ci attende un panorama vastissimo che ben si addice alla quota maggiore del gruppo. Anche se probabilmente si tratta solo di una leggenda, non si può non rimanere affascinati dall'idea che Annibale avesse scelto questo crinale per valicare gli Appennini con le sue truppe. Nella parte più settentrionale della dorsale si trova il punto che unisce i confini di 3 regioni. Marche, Abruzzo e Lazio si incontrano qui, nei pressi della Macera della Morte, una cima erbosa dal nome curioso, che segna l'inizio del crinale principale. Il nostro viaggio si conclude sul Monte Cardito, la quota più meridionale del gruppo. Qui, sopra il lago di Campotosto, tra gli asfodeli pascolano greggi e animali selvatici. In lontananza si scorge il profilo del Gran Sasso, ma saranno i colori delle ginestre a lasciarci impressa negli occhi l'ultima cartolina dei Monti della Laga. Ecco, questo era dunque il nostro piccolo, modesto contributo a quelle zone, a quelle montagne, per fare in modo che, come è stato per il nostro Friuli, una volta che la situazione sia stata ripristinata, vi venga voglia di andare a visitare questi luoghi, non tanto per le bellezze naturali, ma anche ad esempio per le bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche. Vi abbiamo dato un piccolo assaggio di quello che è il Parco dei Monti della Laga. Sandra prima vi ha illustrato, ci sono tantissimi altri parchi, magari chissà nel corso di qualche altra edizione di Sentieri in Natura vi racconteremo ancora di questi luoghi. Per rivedere alcune di queste immagini e comunque per trovare le relazioni, anche i tracciati GPS, potete sempre andare a visitare il nostro portale www.sentierinatura.it, dove oltre che al Parco dei Monti della Laga potrete divagare liberamente per tanti altri parchi d'Italia, di tante altre regioni d'Italia. Oppure potete anche scrivermi una mail a sandra@sentierinatura.it. Sì, per divagare sul sito avete di che divertirvi. Varie chiavi di ricerca. L'appuntamento naturalmente con la montagna friulana è per venerdì prossimo, da parte mia, da parte di Sandra Tura. Un cordiale saluto a tutti voi, arrivederci.